Ed è ancora Puglia-Calabria. Sta per avere inizio la gara della selezione femminile dalla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro. Terza giornata del triangolare E. Siamo per sfidare la Puglia agli ordini dei signori Rosario Michienzi, Simone Vaccaro e al crono Mattia Roperto, tutti della sezione di Lamezia Terme. Diamo lettura delle formazioni che stanno per scendere in campo. La Puglia si schiera con 1 Gerla, 2 Uva, 3 Girardi, 4 Colella, 5 Rosato, 6 Samele, 7 Loiacono, 8 Angelini, 9 Gigante, 10 Spanò, 11 Mastronardi, 12 Colamartino. Allenatore Vito De Filippis. Le nostre ragazze invece scendono in campo con 1 Dragan, 2 Andreacchio, 3 Dominici, 4 Alessi, 5 Bianco, 6 Talarico, 7 Cambareri, 8 Pullano, 9 Leone, 10 Folino, 11 Macri, 12 Martino. Allenatore mister Leonardo Zema. Siamo in testa al girone E a punteggio pieno, quindi ci basterebbe anche un punto per passare da prima in classifica. Ovviamente poi faremo tutti i calcoli del caso durante la gara in base a quello che sarà lo svolgimento della sfida con la Puglia. Manca veramente poco al fischio d'inizio della partita. Vediamo quale sarà il nostro quintetto iniziale. Oggi ritroviamo Ludovica Dominici tra le 12, ieri assente per problemi personali. Le due squadre nei rispettivi angoli. E noi andiamo con Vittoria Dragan tra i pali, Lucia Bianco numero 5, il capitano, Katia Folino con il 10. Vediamo chi le seguirà nello starting 5. Dovrebbero essere 4 Alessi, 3 Dominici. Ed è proprio così. È proprio questo il starting 5 della Calabria, con Dragan, Bianco, Dominici, Alessi e Folino. Manca veramente poco al fischio d'inizio della gara. Il fischio del signor Michienzi e si parte. È Alessi a gestire il primo pallone, poi Bianco ancora per Dominici, Dominici per il capitano Lucia Bianco che gestisce il nostro possesso, poi Dominici ancora per Bianco, la palla di Bianco in banda su Folino, Folino scarica ancora sul nostro capitano, si allacciano i due numeri 3 Girardi e Dominici, poi la palla in fallo laterale con il nostro capitano che si incarica della battuta. Appena 28 secondi dal fischio d'inizio. Palla su Alessi. Alessi su Bianco. Su Dominici. Dominici alza la testa, scarica su Bianco. La palla lunga di Bianco viene intercettata da Mastronardi. E la Puglia riparte con Girardi. Poi la conclusione di Rosato. Termina alta sulla porta, difesa da Vittoria Dragan, ieri grande protagonista nella sfida, ci ha tenuto a galla nel momento più difficile e siamo riusciti poi a blindare il risultato, portando a casa una vittoria fondamentale per il corso di questo girone. Folino, la palla dietro per Bianco, ancora Lucia Bianco, poi Alessi, Alessi per Bianco, palla lunga in banda. La Puglia con Capitan Gigante va a battere questo fallo laterale. Gigante per Mastronardi, Mastronardi che gira su Girardi, Girardi ancora per Mastronardi, palla su Gigante. Ludovica Dominici che capisce tutto, ancora Dominici, palla per Alessi, la conclusione di Alessi che non centra lo specchio della porta, difesa dal numero 12 Colamartino. Lucia Bianco, il nostro capitano, con
la palla in mano, palla dietro per Folino, il tiro di Folino rimpallato. È Rosato che si è frapposta, poi ancora Folino, Bianco, Alessi, Bianco, la conclusione di Bianco è la palla che resta sotto il corpo, sotto le gambe di Colamartino. Aveva dato l'impressione del gol, ma il portiere della Puglia se lo è ritrovato praticamente sotto le gambe. E poi Girardi ad impostare con Gigante, ancora Girardi. Girardi per Mastronardi, Mastronardi che cerca Rosato, palla lunga. Ripartiamo da Vittoria Dragan. Rimessa dal fondo per le nostre ragazze con Dragan per Bianco. Lo scarico su Alessi. Alessi che guadagna campo, Bianco in banda destra. Cerca di servire Folino che protegge la palla, il tunnel di Folino. Poi la conclusione rimpallata da Gigante. Rimessa in zona offensiva per le nostre ragazze con Alessi che si incarica della battuta. Parla per Dominici, Dominici la botta dalla lunghissima distanza. Rimpallata da Rosato. Proprio sulla linea mediana il fallo laterale battuto da Lucia Bianco, palla per Dominici. Ancora Bianco. Bianco per Alessi. Alessi ancora sul nostro capitano. La palombella di Bianco, ma Gigante ne capisce le intenzioni e mette la sfera in out. Fallo laterale per noi, siamo in zona offensiva nella metà campo della Puglia. 17-19 sul cronometro da giocare. Palla per Folino, la botta di Folino che viene strozzata senza deviazione, quindi può ripartire la Puglia dalla rimessa laterale che si incarica di battere Girardi. Mastronardi, possesso pugliese con Gigante, Gigante che trova l'opposizione di Alessi. Riparte la Puglia con Mastronardi per Girardi, ancora per Mastronardi su Gigante in banda destra, palla lunga, ancora poche occasioni da rete, nessuna circostanza di pericolosità per i due estremi difensori. Adesso ci proponiamo con Vittoria Dragan che cerca la superiorità, palla in fallo laterale, guadagniamo metri, ci affacciamo nuovamente nella metà campo pugliese. Dominici alla battuta di questo fallo laterale, deve attendere il fischio Dominici per battere, quindi si dovrà tornare sull'out di destra della nostra fase offensiva. Deve fischiare il signor Vaccaro. Dominici, la palla per Bianco che in un primo momento cerca di tirare, poi difende questa palla dall'attacco di Rosato e poi Dominici la tiene su Gigante, guadagna un altro fallo laterale. Indietreggiamo di pochissimi centimetri, ma restiamo lì. Ancora Bianco per Dominici, il tiro di Dominici rimpallato ancora una volta da Rosato. Le nostre avversarie ci fanno indietreggiare, ma noi ripartiamo da Alessi. La palla per Bianco, Bianco lunga per Folino, ancora Katia Folino, il numero di Folino, il tiro di Folino non trova lo specchio della porta. Non è riuscita il numero 10 dello Sporting Catanzaro Lido a trovare lo specchio della porta e quindi la Puglia può ripartire. Palla nei piedi del capitano Gigante, poi Mastronardi per Gigante che si ripropone, ma Vittoria Dragan fa buona guardia e la Puglia si affaccia nella nostra metà campo con lo stesso capitano pugliese che deve battere questa rimessa laterale, mentre il signor Vaccaro redarguisce la difesa calabrese, rea di non aver concesso il giusto spazio per la battuta. Poi Mastronardi, Rosato, il tiro rimpallato da Bianco, ancora Rosato, la puntata dal limite dell'area e la Puglia guadagna un calcio d'angolo. 16:11 da giocare sul cronometro, 0-0 alla Palattinà di Lazzaro.
mentre pericolosa la Puglia con Gigante che tocca la sfera mandandola fuori. Chiedeva il calcio d'angolo il capitano pugliese, la coppia arbitrale non è stata dello stesso avviso. E noi siamo già nella metà campo offensiva con Dominici per Alessi. Scarica dietro per Bianco su Dominici, la palla è troppo lunga. Troppo lunga la palla per Dominici. E la Puglia può ripartire con Mastronardi, ancora Gigante. Gigante che entra in mezzo al campo, salta Folino. E c'è il fallo di Folino, primo fallo di squadra per la Calabria, primo fallo della partita. A 15:47. Mastronardi sul pallone, la palla per Girardi. Girardi su Mastronardi, ancora per Rosato. Rosato dall'altra parte apre per Gigante, 1 contro 1 di Gigante, poi ancora Girardi, la palla su Gigante, ma Alessi capisce tutto e possiamo ripartire. Viene raddoppiata però e nuovamente Gigante torna in possesso della palla, poi la va a difendere sull'attacco di Alessi che alla fine concede soltanto calcio d'angolo. E sicuramente potrebbe... fallo laterale, anzi calcio d'angolo per la Puglia, con Girardi alla battuta. Palla dentro l'area forte con Vittoria Dragan che non trattiene. Rosato segna il gol dell'1-0 per la Puglia, non trattiene Vittoria Dragan e Rosato segna a 15:24. Puglia in vantaggio con il gol di Rosato. Calcio d'angolo forte di Girardi, Vittoria Dragan non trattiene, Rosato non può far altro che spingere la palla in porta per il gol dell'1-0. In questo momento fa il suo ingresso in campo Alessia Macri con il numero 11. Importante il suo contributo per noi. È proprio lei adesso a gestire il possesso. Palla per Dominici. Dominici per Alessi, Alessi per Macri. Macri per Dominici. Dominici entra in mezzo al campo, vince il primo incontrasto, poi il secondo, ancora Dominici. Mastronardi, anzi Colamartino, si trova la palla tra le mani. Poi riparte la Puglia con Girardi, ancora Rosato, fuori di un nulla. Fuori di un nulla. La conclusione di Rosato, fuori di un nulla. Siamo in campo con 3/5 della Palmese, che ha vinto il campionato regionale e anche la Coppa. Adesso Folino prova a liberarsi di un avversario, poi Girardi la ferma e riparte in contropiede, poi indietreggia, palla su Mastronardi, ancora su Girardi. Girardi su Rosato, il dai e vai che non funziona tra le due, non si intendono, ed esce Rosato. Al suo posto esordisce nella gara con il numero 10 Spanò. Mentre noi gestiamo il possesso con Alessia Macri, la palla per Folino, Folino su Alessi. Alessi indietreggia, palla ancora per Macri. Macri lungo per Dominici, non controlla la palla Dominici. Macri, il tiro di Macri trova pronta Mastronardi a fare da schermo al suo portiere, poi la scivolata di Folino. Riparte la Puglia, ma sbaglia tutto Spanò. Sbaglia il controllo la numero 10 della Puglia, della futura Bitonto. E ci dà modo di ripartire con Alessia Macri. Palla per Alessi. Macri addormenta il gioco, anche se siamo sotto nel punteggio.
13:25 in questo momento da giocare. Scorre il cronometro, siamo sotto il gol di Rosato a 15:24. Adesso Dragan per Alessia Macri. Macri cerca Folino che viene anticipata da Mastronardi, poi è la stessa Folino a mettere la sfera in fallo laterale. E la Puglia guadagna il fallo laterale. Con Capitan Gigante che serve Mastronardi. Mastronardi per Gigante ancora. Si scambiano le due. 9-11. Poi la palla che arriva a Spanò. Spanò per Girardi, non controlla bene il numero 3 e palla fuori. Mentre mister Zema chiama il timeout e anche noi ne approfittiamo per un minuto di pausa. Mentre sull'altro campo diamo un aggiornamento, la Lombardia sta conducendo già 3-0 contro Trento, quindi in questo momento sarebbe difficile la nostra situazione di classifica per la differenza reti. Faremo questi calcoli più avanti. 12:57 da giocare nella prima frazione. Riprendiamo il gioco con Alessi, palla per Macri che gestisce il possesso della Calabria. Ancora Alessi, ancora su Alessia Macri. Scambiano le due compagne anche di club. Sempre il 4 per l'11. Palla a Dragan che si propone in fase offensiva. Siamo già con il portiere di movimento. Vittoria Dragan oltre la metà campo. Ancora la palla nei suoi piedi, poi Bianco scarica dietro per Macri. Macri che apre sulla sinistra per Alessi. Alessi torna da Macri, che torna nuovamente da Alessi. Palla dentro per Bianco. Bianco che serve Dragan. Dragan apre in banda per Dominici. Il tiro di Dominici, la parata di Colamartino e poi il tiro dalla lunghissima distanza di Girardi. Trova Dragan pronta a tornare tra i pali e a fermare questa palla. Siamo già dall'altra parte, siamo ripartiti. Macri, palla per Capitan Bianco, la suolata per Dominici. Dominici difende la palla dal raddoppio delle pugliesi. Poi Alessi. Alessi per Macri. Macri per Bianco. Sbaglia il controllo Lucia Bianco, pressata dal suo omonimo, il capitano avversario Gigante. La Puglia è già ripartita. Spanò per Mastronardi, per Girardi. E Vittoria Dragan la risolve così, spazzando lontano. Mastronardi, Gigante. Palla lunga. Il tacco di Lucia Bianco a fermare l'offensiva pugliese. Dominici guadagna la palla su Mastronardi, il tiro di Dominici, la parata di piede di Colamartino, si salva la Puglia, non particolarmente forte la conclusione, poi il cost to cost di Spanò, il tiro, la parata di Dragan in due tempi.
mentre mister Zema chiama Folino. A breve il suo ritorno sul parquet. Lunga la palla di Macri per Dominici. Stessa Dominici che si sistema subito. Pressing chiamato da mister Zema. Mentre esce Alessi ed entra Folino. Torniamo con Folino da pivot e Dominici che si sposta sul laterale. Macri ancora a gestire il possesso. Siamo con Dragan oltre la metà campo da portiere di movimento. Adesso è proprio la stessa Dragan che deve intervenire. Forse un fallo su Vittoria Dragan. Fallo prontamente fischiato dal signor Rosario Michienzi, primo arbitro della sfida. Calcio sulla tibia probabilmente di Dragan, che si rialza subito. Proprio nel cerchio di centrocampo il calcio di punizione per la Calabria. Macri sbaglia la misura del passaggio, Girardi interviene, poi Alessia Macri copre la palla. Siamo di nuovo con il power play. Macri, Bianco, ancora per Macri. Macri per Bianco. Bianco tenta di servire Dragan, poi la gira su Macri che sbaglia il passaggio, poi Girardi, 3 contro 2, la palla per Gigante che sbaglia la misura per Spanò. Non si intendono le due compagne, buon per noi. Passata la prima metà del primo tempo, 9:52 in questo momento da giocare, 1-0 per la Puglia alla Palattina di Lazzaro, la rete di Rosato a 15:24. Siamo ancora lì con Alessia Macri a gestire la palla. Macri, la palla lunga su Dominici. Dominici che la difende, poi la perde. Mastronardi la ruba. E il fallo di Dominici. È il secondo fallo di squadra per la Calabria. Secondo fallo per la Calabria. Adesso la palla per Gigante, la puntata di Gigante, sfugge la palla dalle mani di Dragan. Calcio d'angolo per la Puglia. Non si cura in questa occasione Dragan. Lo scambio delle pugliesi non va a buon fine, libera l'area Lucia Bianco. Ci risistemiamo ma soprattutto guadagniamo qualche metro. Gigante, Mastronardi, la palla lunga sulla neo entrata lo Iacono, palla su Spanò. Spanò 1 contro 1 su Bianco, attende l'arrivo della compagna, va a lei stessa tra le braccia di Dragan che serve subito Macri. Macri per Bianco, Bianco per Macri, palla lunga su Folino. Folino per Bianco, Bianco per Macri. Palla imbucata su Dominici, poi la sventagliata di Luci a Bianco. Sbaglia la misura e riparte la Puglia con Gigante. Mastronardi, ancora Gigante. Lo Iacono. Palla su Spanò, anticipata Spanò. Gigante, lo Iacono. Mastronardi, palla lunga su Gigante. Questa volta esce sicura Dragan. Chiama la palla e la fa sua. Il rilancio lungo di Dragan su Dominici. Il colpo di testa però è di Mastronardi. E sarà calcio d'angolo per la Calabria.
quando mancano 8 minuti e 0-1 all'intervallo. Lucia Bianco sul pallone, palla dietro per Folino, la botta di Folino, il gol di Katia Folino. Pareggiamo a 7,57. Come già successo nelle precedenti gare, il primo gol della Calabria lo mette a segno sempre Katia Folino. Risultato che torna in parità 1-1 tra Calabria e Puglia. Mentre adesso si fa pericolosa lo Iacono. Le nostre ragazze chiamavano un fallo. Ha fatto proseguire la coppia arbitrale. Per nostra fortuna non è stata pericolosa lo Iacono. Adesso palla su Lucia Bianco il tiro rimpallato da Gigante, che poi era partita, ma la stessa Bianco ha messo in fallo laterale. Gigante, palla sullo Iacono, viene contrastata da Folino che guadagna la sfera e si propone in fase offensiva. Ancora Folino, il calcio dalla distanza, rimpallato da Gigante. Chiaramente l'occasione precedente per la Puglia era a marchio Spanò, la numero 10. Palla per Macri. Bianco su Macri. Macri lunga su Dominici. Lo stop di spalla di Dominici, che poi non riesce a controllare il pallone, che non resta nella sua disponibilità, e Spanò può ricominciare da Mastronardi per Gigante lungo per lo Iacono. Ancora Gigante che viene in mezzo al campo, allarga per lo Iacono, che la mette al centro dove Bianco è la più lesta, e poi brutto scontro di gioco fortuito con Bianco che forse pesta involontariamente il braccio della lo Iacono, anzi della Gigante, il tallone anzi. Gioco fermo ovviamente. Si aspetta il fischio della coppia arbitrale per riprendere il gioco, mentre il capitano della Puglia Federica Gigante esce fuori. Sportivamente Dominici restituisce la palla. La Puglia la gestisce con Girardi per Mastronardi per lo Iacono. Lo Iacono apre per Spanò si inserisce tra le maglie calabresi, poi sbaglia il passaggio. Macri per Dominici, gioco di gambe di Dominici, la palla per Folino. Macri, Alessi che è tornata sul parquet. Ancora Macri, Folino, Dominici. Prova il giocato Dominici, poi Macri dalla lunghissima distanza non va. Adesso è la Puglia che gestisce il pallone con Mastronardi, poi Girardi. Colpita a Dominici, non c'è fallo, rimessa laterale per la Puglia.
La stessa Girardi alla battuta, Mastronardi apre sulla sinistra per Spanò, Spanò ancora per Mastronardi, la palla lunga di Mastronardi viene smorzata da Folino, poi Girardi la guadagna ma la riperde, appannaggio di Folino, il tiro di Folino, la parata di Colamartino che la gioca veloce vicino per Mastronardi. Mastronardi su Spanò, Spanò su Loiacono, ancora su Mastronardi, imbucata su Spanò, Spanò che si gira pressata da Alessi, riesce a saltarla, il tiro di Spanò bloccato da Dragan. Ripartiamo con Alessia Macri, palla su Alessi, Alessi in banda per Ludovica Dominici, Dominici poggia dietro su Macri, Macri ancora su Dominici, la solata di Dominici, il fallo su Dominici e il calcio di punizione per la Calabria. 4:33 da giocare, 1-1 il risultato tra Puglia e Calabria alla palattina di Lazzaro. Sfalsata la barriera per Colamartino, Folino direttamente in porta, sballatissima la sua conclusione, nettamente fuori dallo specchio. Riparte la Puglia con Girardi che incespica sul pallone. Mastronardi, gigante che è tornato sul parquet, Loiacono perde il pallone e Macri che lo guadagna, lo va a sradicare dai piedi della giocatrice pugliese. Ancora Alessia Macri, Alessi parla per Folino, alza la testa ancora per Alessi, Alessi che decide di ripartire da Talarico che è appena entrata, Talarico della San Giovannese, Ilenia Talarico. Girardi, Mastronardi, Mastronardi per Gigante, Gigante per Girardi, la solata per Gigante, bravissima Talarico. Girardi per Mastronardi, Mastronardi su Loiacono. Gigante, Mastronardi, Mastronardi ancora con il numero 11. Loiacono, palla su Mastronardi, l'apre a sinistra per Girardi. Girardi sbaglia completamente il passaggio, poi va a riprendere la palla. Gigante ha servito già Mastronardi, palla ancora in banda su Gigante che trova l'opposizione di Alessi. Meno di 2 minuti sul cronometro, di 3 minuti, quindi 2:58 da giocare. 1-1, parità assoluta anche come falli. Intanto il colpo di tacco di Girardi sul servizio dalla lunga distanza di Mastronardi, bravissima in questo caso Vittoria Dragan. E c'è time out. Ne approfittiamo per andare in pausa anche noi.
Calcio di punizione per le nostre ragazze con Alessia Macri a 2 minuti e 32 dall'intervallo. Va direttamente per la porta, la botta dalla lunga distanza di Alessia Macri, trova la deviazione. Guadagniamo qualche metro con Talarico che va a battere la rimessa laterale. Talarico la palla dentro, non filtra, lo Iacono la recupera. Poi Mastronardi e Dominici per poco non riesce a risultare decisiva. Palla che Colamartino si ritrova tra i piedi. Furbissima la Dominici che è andata a pressare a Mastronardi che per poco non la combinava grossa. Abbiamo sfiorato il gol del vantaggio e intanto lo Iacono sbaglia completamente la misura di questo passaggio e possiamo ripartire. Macri, palla lunga ma misura sbagliata. Gigante, Mastronardi, lo Iacono, il servizio per Girardi, si gira Girardi, serve dall'altra parte Capitan Gigante, Gigante per Mastronardi, ancora Gigante, ancora Mastronardi, Mastronardi per Girardi, gira la palla alla Puglia, Girardi tenta di affondare in banda ma Dominici chiude tutto. 92 secondi all'intervallo. Adesso palla su Girardi, Girardi tenta il numero su Talarico, attentissima la giocatrice della San Giovannese, classe 2006. Girardi, palla su Mastronardi, poi Gigante, ancora Mastronardi, tiene palla la Puglia, poi lo Iacono ancora per Girardi, guadagna qualche metro, poi il tiro di Girardi che non impensierisce Vittoria Dragan, che può ripartire, il lancio lungo di Dragan su Dominici che in qualche modo cerca di controllarla, poi perde il pallone a vantaggio di lo Iacono. Mastronardi che ha riaperto su Girardi, Girardi per Gigante, Gigante se ne va, è sola davanti a Dragan e la grande parata di Vittoria Dragan. C'è intanto qualche problema per Alessia Macri che abbiamo visto chiaramente fermarsi e zoppicare. Era acciaccata dopo il riscaldamento, speriamo non sia nulla di grave per lei. Palla intanto per Gigante, Gigante si guadagna lo spazio per tirare, poi viene murata proprio da Macri che ancora stoicamente rimane in campo. Mastronardi, la botta da fuori a 42 secondi dalla sirena. Palla su per lo Iacono la rimette per Gigante, il tiro di prima intenzione di Gigante. Scorre il cronometro, palla su Colamartino, il rilancio lungo con le mani di Colamartino, la svirgolata di Alessi. Dragan può bloccarla con le mani e può servire nuovamente Alessi. Dobbiamo giocare con il cronometro. Siamo in una situazione di totale tranquillità, anche se il risultato è di parità. In questo momento siamo ampiamente qualificati. Macri per Talarico, Talarico difende questa palla dall'attacco di Gigante, poi la perde ma resta lì. La Puglia prova ad uscire con lo Iacono che sbaglia il passaggio, poi è Girardi a riguadagnare la sfera e a proporsi in fase offensiva e suona la sirena. È 1-1 alla Palattina tra Puglia e Calabria, le reti. Rosato porta avanti la Puglia 15-24, il pari di Katia Follino 7-57 dalla sirena, 1-1 all'intervallo e noi ci ritroviamo tra 10 minuti per la seconda frazione di Puglia Calabria.
il gioco per Gigante, Gigante per Mastronardi, Mastronardi su Girardi. La palla per Rosato, poi ancora Girardi. Macri in buca per Folino che non riesce a controllare. Rimessa laterale per la Calabria assegnata dal signor Michenzi di Lamezia Terme. Ludovica Dominici sul pallone, non è angolo ma fallo laterale. Palla su Macri, Macri per Bianco. Bianco su Dominici. Girardi tiene il possesso della palla, cerca un cost to cost, poi bravissima Dominici. Rimessa calabrese, come è normale che sia. Bravissima Dominici a far carambolare la palla sull'avversaria, poi Macri per Bianco, Bianco al centro per Dominici in ritardo, riparte la Puglia ma Gigante sbaglia il passaggio, poi scivola Bianco, allora Gigante ha ancora il possesso del pallone, il capitano della Puglia, palla su Girardi, Mastronardi viene fermata da Lucia Bianco. Ancora Gigante, Gigante per Girardi, poi Mastronardi. Sono queste le interpreti pugliesi per gran parte della gara, schierate dal tecnico De Filippis. Rosato adesso, poi interviene Macri. Folino poggia per Bianco, Bianco su Macri. Macri su Folino. Perde la palla Folino, avanza Mastronardi, il tiro di Mastronardi, il tacco di Lucia Bianco. Palla che arriva docile tra le mani di Vittoria Dragan e ripartiamo con il nostro capitano Lucia Bianco. Ma non riusciamo a creare una buona trama di gioco e la Puglia può ripartire con Girardi, Mastronardi, Gigante. Lucia Bianco in questo caso salva tutto, poi esce per far posto ad Alessi. Ancora Rosato tenta di servire Gigante, palla troppo lunga. Alessia Macri all'impostazione, palla su Dragan, Dragan su Folino, torna in porta Vittoria Dragan, perde la sfera Folino, Girardi ne approfitta, il tiro di Girardi, la grande parata in spaccata di Dragan, poi è Rosato a metterci il piede, fallo sul portiere fischiato dall'arbitro Michenzi. Che richiama la numero 5, troppo energico il suo tentativo di andare a ribadire in rete. Primo fallo di questo secondo tempo, lo ha commesso Rosato della Puglia. La palla che schizza da una parte all'altra del campo. Dragan, il servizio per Dominici. Dominici dietro ancora per Macri. Macri per Alessi. Alessi su Talarico. Il tiro di Talarico che chiama Colamartino al grande intervento. Si è distesa il numero 12 della Futura Bitonto. E ha respinto la palla in fallo laterale. La stessa Elenia Talarico a riprendere le operazioni di gioco. Palla su Macri, poi Alessi. Alessi ancora su Talarico. Macri sbaglia, Macri si avventa Gigante, il tiro, la parata di Dragan, poi Rosato e per poco non ci punisce.
sembra evidente il problema di Alessia Macri. Intanto fallo di Dominici su Mastronardi e intanto esce Macri, entra Bianco. Girardi, Mastronardi, la palla per Rosato. La Puglia tenta di creare un'occasione per scardinare la nostra difesa, poi Dominici bravissima a recuperare palla, poi la perde. Adesso Girardi, palla per Gigante, il tiro di Gigante dal limite dell'area. Palla che finisce fuori. Intanto il rilancio di Dragan, si allacciano ancora Dominici e Mastronardi. Palla alla difesa, la stessa Mastronardi scarica su Girardi. Girardi supera Talarico, poi è Lucia Bianco a spazzare. Gigante, Rosato, Girardi, palla lunga su Gigante. Dragan riprende le operazioni di gioco. Alessi adesso per Talarico. Talarico perde la palla, poi bravissima Alessi a recuperarla. E il signor Vaccaro assegna la rimessa alla Puglia. Rosato a far riprendere le operazioni di gioco. Palla su Mastronardi. Mastronardi larghissimo il tentativo per Girardi. Palla in mano a Vittoria Dragan, il servizio per Dominici. Dominici aspetta la sovrapposizione di Talarico, la serve forse con un attimo di ritardo. Talarico non può arrivare su questo pallone. 13:55 da giocare, 1-1 il risultato. Non è cambiato nulla rispetto alla fine della prima frazione in questa ripresa, 1-1. Grande equilibrio alla Palatina tra le due rappresentative di Puglia e Calabria della categoria femminile. Talarico, Bianco, palla per Alessi. Poi Dominici ad andare a sradicare il pallone dai piedi di Gigante. Dragan per Alessi. Alessi si gira. Poi Dominici. Dominici serve involontariamente Girardi e la grande parata di Vittoria Dragan. Ancora una volta Girardi liberata involontariamente da passaggio errato delle nostre ragazze. Ancora protagonista la Dragan, a mano aperta a dire di no. Poi la sfera dietro per Mastronardi, Rosato ed il gol della Puglia. Ancora Rosato. 13:13 da giocare. Ancora Rosato per le pugliesi. Puglia che torna in vantaggio e in questo momento c'è time out. Mister Zema chiama le ragazze ad un minuto di time out e noi ne approfittiamo per andare in pausa, mentre sull'altro campo la Lombardia sta dilagando. 6-0 il risultato sul Trento.
Riprende il gioco con Bianco che ha scambiato con Dominici, palla ancora su Bianco. Bianco. Mastronardi, la palla su Girardi. Guadagna qualche metro la numero 3 pugliese. Palla su Rosato, che finora ci sta contannando con la sua doppietta. Situazione del gruppo paradossale, perché sicuramente stando così 3 squadre a quota 6 potrebbe addirittura non qualificarsi e potremmo essere proprio noi per la differenza reti. Speriamo che le nostre ragazze possano subito rimettere la situazione a posto. Intanto il Dominici, che tenta la conclusione dalla distanza, viene contratta la sua conclusione. Bianco per Folino, il tiro di Folino ed è calcio d'angolo. Bianco al calcio d'angolo, palla dietro per Dominici, il tiro di Dominici termina fuori, dovrebbe essere angolo. Calcio d'angolo per le nostre ragazze. Palla che viene recuperata dalla Puglia con Gigante, che fa respirare le sue compagne, riesce a portare la sfera fuori dall'area di rigore, poi batte una rimessa laterale la Puglia con Girardi, la palla per Mastronardi su Girardi forse troppo frettolosamente per Rosato. Bianco per Dragan, avanza Vittoria Dragan, palla su Folino, il tiro di Folino, Girardi rintuzza, calcio d'angolo per noi. Segnare, se vogliamo stare più tranquilli senza aspettare i risultati dell'altro campo. Adesso Alessi per Dominici, il pallonetto di Dominici, poi Rosato, gamba alta, l'arbitro non fischia la punizione ma assegna la rimessa laterale alla Calabria, protesta il capitano Bianco. Poi Dominici, il servizio veloce per Alessi non riesce a sfondare, il tiro di Bianco dalla distanza, rimpallato da Rosato, che poi esce sostituita da Loiacono. Controfallo fischiato a Denise Alessi. Mastronardi per Gigante. Girardi, palla su Gigante, ancora su Girardi per Mastronardi, ancora Capitan Gigante su Loiacono, forse è sgambettata e c'è il fallo, il secondo di squadra per la Calabria. Mastronardi per riprendere il gioco. Girardi tenta di saltare Bianco, poi la palla si perde in fallo laterale. Andiamo a battere questa rimessa con Lucia Bianco proprio davanti alla panchina pugliese. Il tocco di Bianco per Alessi che si porta la palla fuori.
Rimessa per la Puglia, 10:57 da giocare. Lo Iacono. Mastronardi, Gigante. Mastronardi, ancora Gigante. Gigante entra in campo e poi va a ricevere il triangolo con Mastronardi. Ancora triangolo con Girardi, poi Gigante. La conclusione che viene fuori abbastanza docile per Dragan. Ripartiamo con Dominici. Dominici sbaglia il servizio, poi Gigante per Girardi e il gol della Puglia. Il gol della Puglia con Girardi. 10:23 da giocare. Tre a 1 per la Puglia. Dominici per Macri. Macri lungo per Folino. Macri, la botta da fuori di Alessia Macri e la traversa dalla lunga distanza per Alessia Macri, che è tornata in campo nonostante l'acciacco patito nel riscaldamento. Palla su Folino, il tiro di Folino con Mastronardi che fa buona guardia. Poi ancora Macri per Dominici che si scontra con il portiere. Con la Martino su Dominici. Per l'arbitro è tutto ok. Poi Folino in scivolata evita che la palla possa arrivare allo Iacono. Tre quarti di gara sono andati, 3 a 1 per la Puglia il risultato. Fallo su Alessia Macri di Lo Iacono. Torna in parità anche la situazione dei falli. Due pari. Dragan come portiere di movimento. Palla su Alessia Macri, ancora su Vittoria Dragan. Vittoria Dragan prova ad imbucare per Dominici. Interviene Girardi. Palla dietro per Macri. Macri per Alessi. Alessi per Macri. Folino. Macri. Alessi. Macri. Folino. Diciamo ad affondare. Rimessa laterale per noi, batte Folino, poi Macri ancora dietro. La palla per Dominici, ne viene fuori un passaggio nuovamente all'indietro per Macri. Aveva colpito bene Dominici. La palla per Folino che guadagna metri e spazio su Mastronardi. Poi la Puglia riparte con Gigante. Gigante che se ne va. Viene fermata però da Alessi, bravissima Denise Alessi. Otto e 36 da giocare, 3 a 1 per la Puglia. Mastronardi, il tiro di Mastronardi. Fondamentale la deviazione di Alessia Macri. Tiro pericolosissimo di Mastronardi. Palla dietro ancora per Mastronardi. Su Lo Iacono. Lo Iacono su Mastronardi. Mastronardi su Gigante. Ancora Mastronardi. Mastronardi per Girardi. Girardi su Lo Iacono. Rimessa laterale per la Puglia con Girardi. Palla dietro per Mastronardi. Mastronardi per Gigante. Non va la palla su Lo Iacono. Fallo fischiato ai danni della Puglia.
Esce Folino, entra Bianco. Pochi le rose di 12 in entrambe le formazioni. Forse sarebbe il caso di far girare un po' le ragazze per dare fiato a chi ha giocato di più. Palla per Alessi in questo momento. Macri, la palla di Macri velenosa. Dominici non riesce, poi Alessi, il gol! Il gol di Denise Alessi. Denise Alessi. 7:48. Denise Alessi. Sigla il gol del 3-2. Manca ancora una vita, ci dobbiamo credere. Possiamo riprendere questa partita. Macri. Palla in fallo laterale. Girardi va a battere su Mastronardi. Mastronardi su Gigante. Gigante su Girardi, sbagliata la misura del passaggio. Stanchissimo il capitano della Puglia. Bianco. Macri. Dominici. Dominici per Macri. Macri per Bianco. Viene fermata, poi Alessi non tiene il pallone in campo, la palla è comunque calabrese. Alessi alla battuta. Si fa vedere in fase offensiva Vittoria Dragan, la palla per Dominici. Dominici torna dietro da Dragan, Girardi la mette in fallo laterale ed è Dominici che va a incaricarsi della battuta di questo fallo laterale. Ancora Macri. Dragan. Sbaglia la misura del passaggio Dragan. La Puglia riprende le operazioni con non riesce a controllare la sfera Dominici. Girardi. Gigante. Rosato. Rosato per Girardi che difende questa palla, si gira, tenta la conclusione. Bravissima Alessi a smorzare le velleità della numero 3 pugliese. 5:53 da giocare, 3-2 per la Puglia il risultato. Ancora zona offensiva, respinta qualche metro dietro l'offensiva pugliese. Mastronardi, Gigante. Mastronardi ancora, Rosato. Tentato di servire Rosato, poi Dragan, la palla lunga su Dominici. Dominici stoppata da Mastronardi, mentre Folino e probabilmente Cambareri sono pronte a entrare sul parquet. Tornerebbe sul parquet Folino, mentre non ricordiamo finora in campo Cambareri nel corso della gara, quindi dovrebbe essere l'esordio nella gara odierna per l'altra ragazza della Palmese. Macri per Bianco, fermata da Rosato. Sirena. Bianco per Macri. Macri per Alessi. Alessi per Dominici. Dominici si libera di Rosato, poi la stessa la rintuzza. Palla per Alessi, aveva provato Dominici a tentare di calciare verso la porta, non è riuscito a trovare il varco. Poi Alessi, la palla di Macri per Alessi.
che non trova la forza per sorprendere Colamartino. La Puglia riparte con Gigante. Gigante per Mastronardi, Mastronardi per Rosato, che guadagna la rimessa. E intanto time out chiamato da mister De Filippis, ne approfittiamo anche noi per una breve pausa. Lombardia. Lombardia 6-0 vince. Dobbiamo pareggiare. Si rientra in campo dopo il minuto chiesto dal tecnico De Filippis. Sempre 6-0 sull'altro campo alla Pianeta Viola, Pallamazzetto di Reggio Calabria, con la Lombardia che sta dominando nel punteggio quantomeno su Trento, 6-0. Gigante, palla per Mastronardi, Mastronardi per Girardi, ancora Mastronardi, poi Gigante, 4 minuti, Mastronardi lancio lungo per Rosato. Palla tra le mani di Dragan. Per Folino. Folino per Macri. Macri alza la testa, aspetta qualche momento, cerca il movimento delle compagne. Serve Bianco che restituisce la palla a Macri. Ancora Bianco e Macri a dialogare. Dobbiamo cercare di scardinare la difesa pugliese, dobbiamo andare a segnare se vogliamo superare questo turno. Ci vuole coraggio adesso, momento decisivo della gara. Possesso palla fine a se stesso in questo momento. Folino si gira bene, Folino va via Mastronardi. Il calcio di Folino e poi rischia addirittura l'autorete Federica Gigante. Dobbiamo credere, intanto entra Cambareri per Alessi, cambio tutto palmese tra le fila della Calabria. 2,56 sul cronometro. Colamartino ha rimesso per Mastronardi, palla su Gigante. Gigante ancora per Mastronardi. Ancora su Capitan Gigante. Dialogano le due, dobbiamo salire in pressing. Serve qualcosa in più per andare a pareggiare questa partita. Momento decisivo, scorre il cronometro, 2 minuti e mezzo alla conclusione. Adesso è Gigante che si infila tra le maglie calabresi. Il tiro di Gigante per poco non ci sorprende. Palla Dragan rimette la palla per Folino. Folino difende la sfera dal raddoppio di Girardi e Mastronardi. Cambareri. Macri. Macri per Folino, ma è Gigante che intercetta la sfera. Mastronardi. Mastronardi su Girardi. Girardi per Gigante. Ancora Mastronardi.
Girardi, Mastronardi, poi recupera Macri per Lucia Bianco, Caparbia, Lucia Bianco perde la sfera, il fallo su Lucia Bianco, il probabilmente quarto di squadra per la Puglia. 1 minuto e 53. Lodovica, Dominici, dobbiamo segnare, se vogliamo qualificarci dobbiamo segnare. Lucia Bianco sul pallone. Il tiro di Lucia Bianco fuori di parecchio dallo specchio della porta. Manca 1 minuto e 50 alla conclusione. Colamartino, il rilancio lungo di Colamartino, palla direttamente su Dragan che rilancia anche lei, la palla su Folino, viene anticipata da Girardi, scorre il cronometro, 1 minuto e 40. Dragan, portiere di movimento. Macri. Dragan. Il tiro di Dragan che non sorprende la difesa avversaria. Sempre 6-0 della Lombardia su Trento. Intanto Gigante, palla su Mastronardi, Mastronardi su Gigante, Gigante su Mastronardi. Il time out, il tempo, il cronometro scorre 40 secondi. Sette secondi. Adesso andremo a fare i conti, però le due squadre non stanno affondando in questo momento. Noi vi rimandiamo per tutti gli approfondimenti su qualificazione, differenza reti e quant'altro su crcalabria.it e sulla pagina Facebook di LND Calabria. Tanto restiamo live con la Puglia che a 12 secondi dalla conclusione sta vincendo per 3-2. Gigante, palla su Mastronardi, scorre il cronometro e probabilmente finirà così. Finisce 3-2 per la Puglia ed è finita. È finita. È finita 3-2 per la Puglia. Per la Puglia. La Puglia si qualifica sicuramente. Adesso andremo a fare tutti i conti per capire se le ragazze sono qualificate. Secondo me non siamo passati. Facciamo i conti adesso, vediamo. Ora che la divisione è già. Intanto il saluto finale tra Puglia e Calabria. La Puglia vince per 3-2, ci batte. Restiamo in attesa del 6-0 della Lombardia su Trento. Intanto la partita è terminata, quindi la Lombardia ha battuto Trento per 6-0. Siamo in attesa di capire se siamo riusciti a qualificarci, in attesa che la divisione aggiorni la differenza reti del girone.
Intanto restiamo in attesa di capire se siamo qualificati o meno. Aspettiamo la differenza reti da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Restiamo live per qualche minuto. Gli scontri diretti, la Lombardia ha battuto 2-1 la Puglia nella prima giornata. Adesso la Puglia batte noi che avevamo battuto a nostra volta. Per la differenza reti totale siamo usciti. Almeno che la matematica è quella. Scontri diretti pari. Scontri gol totali, differenza reti totale. Dovremmo essere state eliminate. A rigor di logica non siamo qualificati, aspettiamo la divisione. Aspettiamo l'ok della Lega Nazionale Dilettanti. Finisce 3-2 per la Puglia. Vediamo intanto se la Lega Nazionale Dilettanti aggiorna la situazione. E infatti la Lega Nazionale Dilettanti aggiorna la situazione, non siamo qualificati. La Lega Nazionale Dilettanti ha aggiornato la situazione, la Puglia è prima, la Lombardia seconda, quindi non siamo qualificati. Sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti non siamo qualificati, però aspettiamo tutti i calcoli del caso. Noi vi rimandiamo al sito del CR Calabria, la Lega Nazionale Dilettanti ha aggiornati. Però attendiamo in serata tutti gli aggiornamenti. Da Massimo Scerbo dal Palattina è tutto, io vi rimando alla gara della Under 17 alle 17:30.